Una proposta razzista e figlia di una campagna elettorale. Così Monica Zambon, segretaria CGIL Venezia? Sì, e noi crediamo che questa proposta sia del tutto, come si può dire, fuori contesto, anacronistica, fuori dalla società. Così la CGIL Venezia sulla proposta del ministro Matteo Salvini, avallata anche dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, quella cioè di imporre il tetto del 20% agli studenti stranieri in classe. Salvini dimostra di non conoscere i territori, specie la realtà veneziana e mistrina, con la sua acclamata interculturalità. Per questo lo invitiamo qui. L'invito sempre da Venezia del segretario generale della CGIL. Lo invitiamo a farsi un giro, a farsi una passeggiata in città, a vedere la presenza di moltissime famiglie straniere che sono venute qui per lavorare, che vivono nel nostro territorio. Tra Mestre e Marghera sfiorano quota 50% le lavoratrici di origine straniera occupate in diversi settori, specie come addette nella polizia, negli esercizi alberghieri ed extra alberghieri dati CGIL. Infatti, questi studenti sono figli di quella che è diventata una classe produttiva molto incisiva rispetto all'economia locale. Non dobbiamo mai dimenticare che questi lavoratori sono i lavoratori che lavorano a Fincantieri, sono le lavoratrici che lavorano negli appalti. Quindi mi chiedo quale sia, come si può dire, il vero scopo di una proposta del genere. Di certo non è una proposta volta a in qualche modo a determinare appunto la questione e a rendere la società sempre più inclusiva e appunto verso il multiculturalismo. Mettere un tetto al numero di studenti significa deportare ragazze e ragazzi a decine di chilometri da casa, facendo ricadere i costi sulle famiglie e incentivando la dispersione scolastica, concludono i sindacalisti rinnovando l'invito esteso a Salvini. Noi l'aspettiamo, Ministro Salvini, ovviamente rispettando gli impegni di tutte le dichiarazioni che lei puntualmente fa.